Oltre 120 titoli tra teatro, danza e musica dall'11 luglio al 15 settembre a Bassano in altre 34 città della Pedemontana Veneta. Presentato oggi a Venezia al Teatro La Fenice il cartellone di Opera Estate Festival Veneto. Dei conflitti e delle civiltà, questo è il tema cardine di Opera Estate che quest'anno giunge alla sua 38esima edizione. È una bella soddisfazione anche quest'anno essere tra i primi posti a livello nazionale, un orgoglio del territorio bassanese, della Pedemontana, ma anche di tutta la regione Veneto, con delle particolarità uniche, cioè la capacità di fare grandi spettacoli ad alti livelli, con moltissime discipline coinvolte e in territori naturali, quindi non soltanto i palcoscenici, quelli deputati allo scopo, ma anche i giardini, le ville, i parchi, i boschi. Diventano a luglio ed agosto la location ideale per fare cultura, per fare spettacolo, sia in senso tradizionale sia anche in senso dell'avanguardia. Ben 44 le prime nazionali, inaugurazione in festa l'11 luglio con la prima nazionale di Abyssis, spettacolare parata a tema marino che attraverserà le vie del centro storico bassanese. A seguire l'inaugurazione ufficiale il 14 luglio con il combattimento di Tancredi e Clorinda, ambientato in Villa Caerizzo Luca lungo il Brenta, con la regia di Mario Martone. Novità di quest'anno la corposa sezione delle passeggiate teatrali e musicali alla riscoperta del territorio. La lirica celebra Rossini nel 150° anniversario della morte con una nuova produzione de Il Barbiere di Siviglia. Dal 22 agosto al 7 settembre spazio a B-Motion. È una manifestazione che compie il proprio 38° compleanno, è cresciuta nel tempo, ha saputo anche intercettare le nuove sensibilità che il mondo della cultura rappresenta e interpreta perfettamente con la propria interdisciplinarità la grande ricchezza culturale e artistica della nostra regione, della regione Veneto.